Il cinema nasce come uno sguardo sul mondo e mostra per primo la vita in movimento, rivela l'impercettibile. In un primo film Lumière, tre uomini giocano a carte in un bar, non succede granché. Sullo sfondo le foglie vibrano al vento. So cinema was born as a way of looking at the world. It was the first to show life in motion, revealing the imperceptible. In an early Lumiere film, the three men play cards in a cafe, but not much happens. Méliès, inventore del cinema fantastico, racconta nelle sue memorie che si innamorò di quell'arte grazie a quel dettaglio, a quelle foglie che vibravano. È il 1896, sono 130 anni fa, esatti, da quel film. And Méliès, the inventor of fantastic cinema, wrote in his memoirs that he fell in love with the art just because of that small detail, those quivering leaves. It was 1896, exactly 130 years ago, from that film. Sono Riccardo Costantini, come curatore del festival, con il team di Cinema Zero, ho il piacere di rivelarvi il filo rosso che tiene assieme tutti i film di quest'anno. His name is Riccardo Costantini. As the festival curator, together with the Cinema Zero team, he's delighted to share with you the red thread that connects all the films of this year's festival. Ne è una sintesi l'immagine di quest'anno che ho alle mie spalle. Si tratta di una pagina, è una pianta, viene da un erbario, conservato presso l'Orto Botanico di Padova, che ringraziamo per la collaborazione. È l'erbario di Silvia Zenari, è una pordenonese mancata prematuramente nel 1956, una botanica, una ricercatrice, donna. A lei è intitolato il Museo di Storia Naturale di Pordenone. So this year's image captures that idea. It is a page, a plant, which you can see here at the back, from the herbarium kept at the Botanical Gardens of Padua, that we thank for their collaboration. And this plant was made and drawn by Silvia Zenari. Silvia Zenari from Pordenone, a botanist, a researcher, a woman, who passed away prematurely in 1956. And to her, the Natural History Museum of Pordenone is dedicated. Fra i vari prodotti di quest'anno abbiamo una cosa molto particolare che riunisce diverse sue piante. È un piccolo erbario domestico che potete portare a casa vostra. Lo trovate in cassa con una donazione che spenderemo poi noi in progetti ecologici. È un piccolo gesto, come tanti che abbiamo pensato di questo festival, per portare con noi e condividere il bello. So, among the many different products that we have produced this year for the festival, we have also produced a very special album that you have just seen, which brings together several of her plants. And you can find it at the checkout. It's just a small domestic herbarium that you can buy and bring home with you. And through your donations, then we will allocate money for ecological projects. This is just a small gesture that you can do and that we can do all together to bring beauty with us. Intendiamo questo festival, come diceva degli erbari il poeta Camillo Sbarbaro, come un piccolo campionario del mondo. This festival, as we think, is, as the poet Camillo Sbarbaro said about Herbaria, is just a sample of the world. Il mondo oggi è devastato, lo sappiamo, è corrotto, i conflitti sono dominanti. Per questo, in un'epoca in cui lo sguardo è forse troppo saturo e denso, con i film vogliamo raccontare delle prospettive diverse, vogliamo cercare di nutrire il pensiero e l'emozione, vorremmo darvi un tempo buono per un buono sguardo, grazie a dei racconti che rinnovano la complessità del sentire. And this is why, in an era where our gaze is saturated and dense, at this year's festival we want to present films that tell stories of our life. These films want to provide different perspectives.
The idea is to nourish your thoughts, our thoughts and emotions, so that we give eyes a good time to look and a good time to wander through stories that can renew the complexity of feelings. Abbiamo bisogno di emozionarci, di tornare a guardare davvero e soprattutto abbiamo bisogno di farlo assieme. Grazie a voi di essere qua. Because actually what we need is we need to be moved, and we need to look again in a true way, and especially and above all, we need to do it all together. So thank you for being here with us once again this year. Laura Mighetti, bravissima intanto, grazie. Riccardo Costantini anche. Non vorrei dirtelo, ma poi abbiamo quasi tutto tracciato, ma c'è un fuori programma. Oh, right. There's something unexpected, which I didn't know. Me l'hanno data adesso, però doveva arrivare forse alla fine del festival. Noi pensiamo, e questa è la cosa, che siete voi a vincere, il nostro pubblico. Per voi facciamo questo festival. Benvenuti! Well, actually, this envelope was supposed to come here on the last night and not tonight, but anyway, I mean, this is it. The festival is you. The winner of the festival is all of you. So thank you very much for being here and welcome once again. Ci sono 33 paesi rappresentati, ci sono 54 film in programma. Abbiamo ospiti quest'anno davvero da tutto il pianeta. Ci sono dei libri pubblicati molto preziosi, uno dedicato a un film che ha fatto nascere la parola documentario, Moana di Robert Flaherty, del 1926, un libro bilingue, pensato proprio per il nostro pubblico internazionale, un libro dedicato alla guerra di Spagna, la retrospettiva che ci accompagna fino a questa domenica e anche un po' oltre. Ci sono panel, laboratori, realtà virtuale. Ci sono spettatori che arrivano qua da tutta Europa. Pordenone che si prepara a essere capitale italiana della cultura, con questo festival è sempre più internazionale. So, this year we have 33 countries represented. We have 54 films in the program, and actually we have guests from really across the globe. We have also published 2 books. One book is dedicated to the Spanish Civil War, and another book is a book that actually coined the world documentary back in 1926. It is written by Robert Flaherty, and it is bilingual, so it is dedicated to all our viewers who actually are bilingual. So we have viewers joining us really from all over Europe. And this is particularly significant because Pordenone is becoming increasingly an international city. And as you know, next year in 2027, Pordenone will be the Italian capital of culture. And the festival wants also to bear witness of that. Il festival ha una lunga tradizione di azioni sociali, tocca temi di attualità e di importanza civile. Lo sapete, abbiamo dei non sponsor, Emergency, Medici Senza Frontiere, Amnesty, Un Ponte Per. Ogni anno facciamo qualcosa per cercare un poco di migliorare la società intorno a noi. Ora, se Pordenone città ha una panchina gialla qua fuori, è per questo festival, è per Cinema Zero. È un ricordo per chiedere verità per Giulio Regeni. È qua fuori, è fuori da Spazio Zero, e insieme a una panchina rossa che è contro la violenza sulle donne. So the festival has long been committed to social initiatives, and it addresses current issues and also matters of civic importance. You know that we have sponsors like Emergency, Médecins Sans Frontières, Amnesty International, Un Ponte Per. Today, we want to take another small step forward, and outside, just next to our Cinema Zero space, we have a yellow bench. This yellow bench wants to recall Regeni and is a call for truth and justice. And it is sitting and located together with a red bench,
And the Red Bench, as you know, wants to raise awareness about violence against women. Abbiamo anche un documentario dedicato alla storia di Giulio Regeni e lo proponiamo per le scuole perché pensiamo sia importante che lo vedano i giovanissimi e le giovanissime. Però abbiamo anche una piccola sorpresa da parte di due persone che volevano essere qua con noi questa sera ma che per ragioni che ben comprendete non possono essere qui. Le ammiriamo molto e testimoniano cosa significa lottare davvero per ideali e per la verità. We will also have a documentary on Giulio Regeni that we will present to the city schools. We believe that it is very important for very young students to hear about these stories. And we also have a surprise video clip from two people that we deeply admire who would have liked to be here with us tonight, but unfortunately, as you can imagine, they couldn't be here because they're traveling around the world to bring truth and justice on their cause. Vediamo la clip. And now let's watch the video clip. Buonasera. Buonasera. Un caloroso saluto a tutte le persone presenti, da Claudio e Paola Regeni, i genitori di Giulio. Buonasera anche da parte mia e so che ci sarà fuori dal cinema, almeno da quello che ho letto, la famosa panchina gialla, obliqua, che verrà raddrizzata quando ci sarà verità e giustizia. Pordenone è una città che Giulio conosceva proprio dal punto di vista delle iniziative culturali, era molto in giro per lo studio, per gli stage, insomma era, come sapete tutti, molto in giro sempre, però frequentava iniziative culturali di Pordenone quando poteva, quindi Pordenone è una delle città così del cuore sulla cultura per Giulio e quindi anche nostra. Buona serata, buona visione e grazie con affetto e riconoscenza. Buona serata, un caro saluto a tutti. Il nostro impegno, magari piccolo, non grande come il loro, è quello di poter generare un mondo migliore. Pensiamo che i documentari possano un po', magari, cambiare il mondo. Our commitment is maybe small, not as big as their commitment, but our commitment is to work to create a better world. In our own small way, we choose to believe that documentaries can actually change the world. Come sa chi viene da qualche anno al festival, ogni sera abbiamo il piacere di svelare un po' di lavoro che sta dietro le quinte, perché è un lavoro professionale e un lavoro fatto da persone preparate, giovani e attente. As many of you know, those who have been coming for many years, you already know that. Each evening we have the pleasure of highlighting the cultural work behind the festival. It is a work done by professionals, young professionals, very passionate, very dedicated, who put all their commitment in what they do. Il festival è cresciuto molto, è presente ormai in tutti i grandi contesti europei e oggi, un po' a nostra insaputa, il Festival di Cannes ha annunciato che fra i 6 festival europei di alto profilo che faranno parte di Cannes Docs c'è Pordenone Docs Fest. So the festival has grown and is now present in all the major European contexts. Now, this is breaking news of today, which we actually didn't know. The Cannes Film Festival decided that Pordenone Docs Fest is going to be one of the 6 high-level European festivals that will be present in Cannes. È il momento di presentarvi 2 colleghi, 2 amici, chiamo accanto a noi Silvia Carobbio e Massimo Iannetti. And we now invite Silvia Carobbio and Massimo Iannetti, 2 friends and colleagues. Silvia fa parte del nostro team di programmazione,
coordina una piattaforma che si chiama The Lab View, ha codiretto il Lago Film Festival e quest'anno è stata selezionata alla Berlinale, nella Berlinale Talent, come una professionista emergente eccezionale a livello europeo. Siamo contenti che sia con noi. Silvia Carobbio. Silvia Carobbio is part of our programming team. She's also the head of the Zalab View platform. She co-directed the Lago Film Festival. And this year she was selected as an emerging professional at the Berlinale Talent. So we're very happy to have her with us on board. Massimo coordina la nostra sezione Industry, ma quest'anno se n'è andato in giro un bel po' per il nostro festival, è stato a Thessaloniki, ci ha rappresentato là alla Locarno Industry Academy, alla Berlinale, in Repubblica Ceca a Jilava, un festival che ci assomiglia e che vorremmo anche un po' imitare. Lavora per Sheffield Docs Fest, al Tallinn Black Nights, London Film Festival e Pordenone Docs Fest. Pordenone Docs Fest. And then Massimo Iannetti, head of our industry section. He's traveled around the world this year quite a lot. He went to Thessaloniki at the Locarno Industry Academy, and then he has represented the Pordenone Docs Fest at the Berlinale. He went to the Czech Republic at Jilava. This is a festival that we really like and that we would like to imitate and copy somehow. He's also working for the industry sections of Sheffield Docs Fest, the Tallinn Black Night Film Festival and the London Film Festival. So happy to have you with us tonight. Silvia in particolare ha rappresentato Pordenone Docs Fest in un contesto internazionale, il Festival di Rotterdam, dove le è stato chiesto di portare Pordenone Docs Fest come un safe harbor. And Silvia also represented Pordenone Docs Fest at the Rotterdam Film Festival, where she was asked to bring a safe harbor. Sì, brevemente, grazie Riccardo per l'introduzione, grazie a voi tutti per essere qua. Safe Harbor è un programma che l'International Film Festival di Rotterdam ha lanciato quest'anno per progetti creati da filmmaker che sono sfollati e sono apolidi e non possono sviluppare le loro storie nello stato dove sono nati e cresciuti. So thank you very much, Riccardo, and thank you very much to all of you for being here. Safe Harbor is a program that was launched this year by the International Film Festival in Rotterdam. And this program is targeting displaced and stateless filmmakers that can actually not work in their country of origin. L'idea appunto dietro questo programma era di creare un safe harbor, un porto saldo, un porto sicuro per questi filmmaker per sviluppare i loro progetti sentendosi sicuri a raccontare le storie che volevano raccontare, e Pordenone è stato l'unico festival coinvolto proprio perché è stato riconosciuto questo enorme lavoro che viene fatto per salvaguardare queste storie, non solamente portarle al pubblico, ma portarle al pubblico con una testimonianza diretta di questi autori e autrici. So the idea behind the Safe Harbor program is to enable filmmakers to develop their stories and to tell about their stories in a safe environment. And Pordenone was chosen because actually it is the only festival which has been acknowledged for promoting these ideas, for letting these filmmakers know their stories and speak directly to the audience. Massimo, ci dici qualcosa di questo programma, praticamente un programma parallelo del festival, pensato per i professionisti che arrivano davvero da tutta Europa e che hai curato per noi insieme al team di Cinema Zero. And now Massimo will tell us something about this program, which actually is a parallel program of Pordenone Docs Fest. You have curated it this year together with Cinema Zero team. Grazie a tutte e tutti per essere qui, grazie Riccardo per la bellissima presentazione. Sì, come insomma diceva Riccardo, io mi occupo un po' del programma Industry, ovviamente con l'aiuto di tutto il team di Cinema Zero, perché credo sia importante comunque ricordarlo. Negli ultimi 2 o 3 anni il programma è cresciuto notevolmente, significativamente, è diventato un hub di connessione, di scambio
di networking tra professionisti del settore. So thank you very much to all of you for being here. Thank you very much, Riccardo, for this very nice introduction. Yes, actually, I'm the head of the industry section, and I've been curating the industry section this year together with the team of Cinema Zero. Of course, I have to acknowledge that. And over the past 2 or 3 years, this program has grown significantly. The idea is to have a hub in order to create connections, exchange, and to enable networking among the professionals of the sector. E abbiamo diverse iniziative, diversi programmi, alcuni che vogliono aiutare voci emergenti del documentario a sviluppare le proprie idee, con l'aiuto di professionisti, altre iniziative che invece sono più interessate a pensare a come estendere la vita dei documentari oltre i festival e mettere in connessione chi i film li crea con chi li accompagna nel mondo fino a voi, fino a serate come questa di stasera. And there are several initiatives included in this program. Some projects, for example, are dedicated to help emerging voices in the documentary sector to develop their ideas and to make them known to the public at large. Other projects focus on extending the life of documentaries beyond festival and to make a link between filmmakers and those creating documentaries and the people who disseminate them to make them available to you, the audience. Come già diceva Riccardo, il festival ormai si posiziona sulla mappa internazionale dei festival europei e insomma, ci auguriamo che possa crescere e che possiamo raccontarvi di più dei nostri progetti e del programma Industry nei prossimi anni. Grazie a tutti e a tutti e ovviamente buon Pordenone Docs Fest. By now, Pordenone Docs Fest is actually on the international map of a major European festival. And we hope that this festival will continue to grow and that we will be able to tell you much more about the industry section and what we do with our projects over the next few years. So thank you very much again for being here and enjoy Pordenone Docs Fest. I miei capelli diventano sempre più grigi negli anni, siamo fortunati ad avere giovani così nel nostro team, determinati, appassionati e preparati. Grazie Massimo, grazie Silvia, buon lavoro. So as Riccardo's hair unfortunately is getting more and more grey over the years, we are very lucky here at Cinema Zero to have young, talented and passionate people working with us. È quasi il momento del film. Credo che sia importante ricordare che questo festival è realizzato grazie a molti enti e istituzioni che lo supportano. Il festival avviene sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, con il contributo del Ministero della Cultura e grazie all'assessorato alla cultura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, grazie al Comune di Pordenone, grazie a un sostegno costante nel tempo della Fondazione Friuli, ringraziamo il direttore Luciano Nonis che è qua con noi. It's about time to watch the film, but before that, of course, we would like to acknowledge all those who are supporting us to make this festival possible. This festival is held under the high patronage of the European Parliament, and it is made possible thanks to the contribution of the Italian Ministry of Culture, the Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia, the municipality of Pordenone with its Department of Culture, and also the continuous support of Fondazione Friuli, and we want to thank its director Luciano Nonis, who is here in the audience tonight with us. Il festival ha molti sostegni anche privati, siamo contenti di lavorare in un territorio virtuoso, per cui ringraziamo Servizi CGN, GEA, Gestioni Ecologiche Ambientali SPA, la cooperativa sociale Itaca,
insieme alle decine e decine di collaborazioni, rendono possibile questo festival che vi consegniamo, e per questo facciamo a loro un grande applauso collettivo. The festival is also made possible by private support, the support of private entities. This is why we really want to warmly thank Servizi CGN, GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali, Cooperativa Sociale Iteca, and then there are dozens and dozens of collaborations and entities making this festival possible. This festival that we are now delivering to you, and this is why we want to make a big round of applause to all the entities supporting us. Questa serata in collaborazione con Voce Donna, una realtà che da lungo tempo opera quotidianamente per contrastare la violenza di genere. This evening has been organized in collaboration with Voce Donna, which has long been working to fight against gender-based violence. E ora ci hanno raggiunto direttamente dal Giappone per essere qua con noi, con un volo molto lungo per le ragioni che potete immaginare, perché certi territori non si possono attraversare, e ci consegnano in anteprima nazionale uno dei film più belli dell'anno. Ha vinto, fra l'altro, miglior film a IDFA, il festival di documentario di Amsterdam, probabilmente il premio più qualificato del mondo al riguardo. And now we have some people arriving directly from Japan, so it was a long way for them, a long flight, even because, as you can imagine, it is harder to fly these days because some countries, some areas cannot be crossed. And so they are here with us in Pordenone tonight to present in their national premiere a film, one of the most beautiful films and documentary films of the year, I would say. A film that won one of the most prestigious awards in the world, Best Film at IDFA, the International Documentary Film Festival, Amsterdam. Con all'attivo decine di film e 180 premi vinti, un numero incredibile. È un regista iraniano, indipendente. È con noi Mehrdad Oskouei. So, he made dozens of film. He won 180 awards. Iranian independent filmmaker Mehrdad Oskouei. E adesso è il momento di introdurvi un ospite davvero speciale, una giovanissima coregista, ma anche protagonista del film, un artista che scoprirete di eccezionale valore, con una storia estremamente in testa. Soraya Akhalagi. And Soraya Akhalagi, a special guest, a very young co-director and protagonist of the film that you're going to watch, a precious and valuable artist that you will see in the film. So welcome. L'ultimo applauso prima di vedere il film lo facciamo a Chiara Scipione, che ha tradotto tutto in lingua italiana dei segni. Thank you, Chiara, for translating in the Italian Sign Language. Buon festival a tutte e a tutti e buona visione, ci vediamo a fine film per parlare con i nostri protagonisti. So enjoy the festival and enjoy the screening and see you at the end of the film to talk to the director and co-director and protagonist. Enjoy.